Gli stadi della relazione amorosa sicula. Lo sgamo, flirt tra due individui le cui aspettative di durata della loro vicenda amorosa equivalgono alle aspettative di vita di una farfalla, cioè di circa un giorno. L'ammuccamento, l'atto con cui viene consumato lo sgamo, che consiste nell'appartarsi in un luogo isolato se si è sobri, o alla vista di tutti se si è ebbri, con l'unico intento di scambiarsi vicendevolmente liquidi prodotti dalle rispettive ghiandole salivari. L'ozzitamento. Quando l'esito dell'ammuccamento ha sortito una valutazione positiva da parte di entrambe le parti, ci si ripromette di praticarlo insieme con regolarità e in tutti i luoghi consoni e non alla facciazza degli schietti, single. L'incocciamento. Ciò avviene quando le due parti, in un momento particolarmente intenso di scambio di effusioni e umori, accidentalmente procreano terza forma di vita non concepita inizialmente nelle loro menti. Il maritaggio spontaneo. Cerimonia svolta tra parenti e amici sotto l'occhio vigile del padre della sposa e un'arma puntata sullo sposo, che mira a celebrare la felice unione delle due parti.